Presidente Renzi, a cosa serve l'accordo che avete appena firmato? Lo vede qui dietro, questo è uno dei posti più incredibili che non soltanto ha la vostra città, Trieste, ma che ha il paese, perché 87 edifici di fronte al mare con così tante opportunità di cultura, ricerca universitaria, innovazione, aziende manifatturiere tradizionali o innovative, con così tante opportunità non si trovano quasi da nessuna parte. Ci sono 87 edifici, qualcuno li ha chiamati ruderi, anche comprensibilmente, che in realtà sono 87 occasioni per rimettere in moto l'economia e creare posti di lavoro in Friuli Venezia Giulia. Il governo lo ha dato al comune di Trieste, sdemanializzandolo, ci ha messo i soldi, 50 milioni di euro per iniziare con i lavori, e questi lei oggi vede degli edifici abbandonati che diventeranno delle occasioni di lavoro per i triestini e più in generale per gli italiani. Concretezza, basta chiacchiere, finalmente i soldi ci sono. Per quanto riguarda il porto commerciale, invece, qual è la strategia del governo? Qual è il ruolo di Trieste, anche in concorrenza, cooperazione con Venezia? Non entro nelle varie dinamiche territoriali, dico che Trieste, come ci è stato spiegato anche oggi, è per molti aspetti il primo porto d'Italia, però tutti i porti italiani insieme sono più piccoli del porto di Rotterdam, allora c'è bisogno di smettere di farsi le piccole guerricciole di cortile e cercare di avere una strategia. Il Mediterraneo è chiave per il futuro, l'Adriatico ha tutte le condizioni migliori per poter fare di Trieste uno dei porti europei di maggiore impatto e noi stiamo andando in questa direzione. Qual è il futuro dell'autonomia e della specialità del Friuli Venezia Giulia nell'architettura di Stato che ha in mente Matteo Renzi? Non cambia niente nella Costituzione rispetto alla specialità delle regioni autonome, cambia molto rispetto ad altro. Con la riforma della Costituzione, su cui si voterà in ottobre un referendum, finalmente si potrà ridurre il numero dei politici, ma dal punto di vista dell'autonomia statutaria delle 5 regioni speciali non cambia niente. Presidente Serracchiani, qui al Magazzino 26 si apre un nuovo capitolo di una storia rispetto alla vicenda del Porto Vecchio che sembrava essere una storia infinita senza soluzione. Direi che in un anno e mezzo circa siamo riusciti davvero ad aprire il Porto Vecchio con la sdemanializzazione, lo spostamento del punto franco e ora anche le prime risorse. 50 milioni di euro sono fondamentali per avviare la prima infrastrutturazione e anche attrarre investimenti. C'è un lavoro importante che vedrà i primi cantieri anche a breve, anche perché siamo in grado davvero di fare i primi interventi e credo anche che questo sarà un'area della città che non solo verrà restituita alla città ma che ci permetterà davvero di creare molte funzioni importanti da tutte quelle che già sono state immaginate a quelle che arriveranno anche dalle idee dei cittadini. Commissario D'Agostino, i 50 milioni per il Porto Vecchio si inseriscono in una stagione nuova per lo scalo triestino, una stagione fatta di numeri solo positivi, come lei ha detto poco fa. Sì, ci ho tenuto a far presente i numeri positivi anche del Porto Nuovo, perché la logica strategica con cui ci stiamo muovendo è proprio questa. Non si muove il Porto Vecchio da solo, non si muove il Porto Nuovo da solo, tutta una serie di iniziative che già per esempio l'Advisor Ernst & Young sta raccogliendo e ha raccolto e ha riassunto nel primo report, vedono una presenza di iniziative che vanno in sinergia con quella che è l'attività del Porto Nuovo, per cui i due porti, Porto Vecchio e Porto Nuovo, devono andare in sinergia. Ecco perché ho parlato del Porto Nuovo.